mesi con il cadavere del fratello in casa, l'uomo affetto da problemi psichici era seguito dai servizi sociali, orrore a Ospedaletto Euganeo. Tragedia nella notte a Monselice, il 32enne di Este cade con lo scooter, un automobilista non lo vede, il giovane viene travolto e ucciso dall'auto. Allarme mette in fuga i ladri da un'abitazione di Cendon di Silea, finita nel mirino già a dicembre. Il proprietario assiste al raid in diretta sul proprio cellulare, in casa c'era anche il figlio. La prima perturbazione del 2020 è arrivata con leggere piogge in pianura e nevischio in montagna, ma lo smog non cala, polveri sottili ancora sopra i limiti. Infrastrutture in vista delle Olimpiadi 2026, il PD annuncia un piano opere e dal governo arriva 1 miliardo di euro da spartire tra Veneto e Lombardia. Ex popolari venete, mentre il processo va avanti, i risparmiatori continuano la strada per il risarcimento, a fondo indennizzo e decreti attuativi approvati, dei soldi ancora nessuna notizia. Pieve di Soligo si candida a capitale italiana della cultura per il 2021, un obiettivo non solo del paese di Zanzotto e Toniolo, ma di tutta l'Alta Marca. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Allora partiamo dalla storia sconcertante che arriva dalla Bassa Padovana, dove un uomo affetto da problemi psichici ha vissuto per 3 mesi con in casa il cadavere del fratello. Ai carabinieri ha detto che anche lui da tempo non aveva notizie del fratello, ma che non aveva mai pensato di cercarlo. Ha vissuto per 3 mesi con il cadavere del fratello chiuso nella camera da letto, senza mai chiedersi il perché della sua assenza. Una storia di solitudine e disagio, quella che arriva dalle campagne di Ospedaletto Euganeo nella Bassa Padovana. Un uomo di 71 anni è stato ritrovato morto venerdì sera nella sua abitazione. Sarebbe deceduto a seguito di un infarto. Sul suo corpo nessun segno di violenza. Il medico legale ha dato la morte a circa 3 mesi fa. Ma la cosa più sconvolgente è che il fratello, 56enne, affetto da problemi psichici, che viveva con lui, non si è accorto di nulla. A dare l'allarme i vicini che non lo vedevano da tempo e così hanno avvisato i servizi sociali del comune, i quali hanno confermato ai carabinieri di non avere da 3 mesi notizie non tanto del morto che non conoscevano, ma di suo fratello 56enne. In passato i servizi sociali hanno seguito un attimo la vicenda di questi fratelli, però poi non volevano nessuno fra i piedi, nel senso che i fratelli, anche l'altro, diciamo quello un po' più normale, quello che si arrangiava da solo, non voleva l'aiuto degli assistenti sociali per casa. I carabinieri sono andati a cercare in casa, dove hanno fatto la macabra scoperta del fratello convivente deceduto. Sono partite subito le ricerche del 56enne trovato in un maneggio a Pons, dove presta servizio volontario per la pulizia degli animali. Ma com'è possibile che non si sia accorto di nulla? Questi 2 fratelli vivevano nella stessa casa, però non si guardavano neanche, nel senso uno faceva le sue cose, l'altro ugualmente, e quindi non si vedevano quasi mai perché avevano deciso di dividersi la casa in 2. A quanto pare il 56enne non si sarebbe mai preoccupato di aprire la camera da letto del fratello e in tutti questi mesi sarebbe entrato in casa da una finestra non avendo le chiavi della porta d'entrata. Ora per lui i servizi sociali hanno nominato un amministratore di sostegno. La salma del 71enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre il fratello è stato portato in ospedale a Monselice. E ora il dramma che si è consumato nella notte proprio a Monselice. Un uomo è caduto dallo scooter ed è stato travolto da un'auto in transito. Non si è accorto dell'uomo accasciato a terra a bordo strada e l'ha travolto uccidendolo. La tragedia nella notte tra venerdì e sabato a Monselice, in località Marendole. Un 20enne romeno, residente a 2 Carrara, era alla guida di un'auto. Stava percorrendo via Motta in direzione est quando ha notato uno scooter a terra sul ciglio della strada. Il giovane lo ha evitato, ma non si è accorto che poco lontano c'era il corpo di un uomo e lo ha investito. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri. La vittima era senza documenti e i militari hanno impiegato diverse ore prima di riuscire ad identificarlo. Si tratta di Diego Castello, un 32enne residente ad Este. Con ogni probabilità prima è caduto a terra con lo scooter e poi è stato investito dall'auto del 20enne, decedendo sul colpo. Ora nella Marca trevigiana per parlare di furti. Siamo nella zona di Silea, dove una famiglia ieri sera ha vissuto un tentativo di furto, diciamo pure in diretta. È la seconda volta in poco più di un mese. Vediamo cos'è successo.
Hope e Lady hanno fatto la loro parte, abbaiando a più non posso, il sistema di allarmi, telecamere e tutto il resto. Sono le 18:40 in via Pantiere in questa elegante bifamiliare quando l'allarme entra in funzione. Io e mia moglie eravamo via quando abbiamo ricevuto una telefonata da una vicina di casa che ci diceva appunto che avevamo l'allarme che stava suonando. In casa al momento c'è solo il figlio Andrea che sta dormendo. Ho sentito l'allarme scattare, i cani che hanno cominciato a fare una confusione tale da, proprio da svegliarmi, da quasi crearmi un po' di ansia, no? Un po' di paura. Sono appunto sceso, cautamente, giustamente, sono andato dalla finestra, ho guardato fuori e praticamente ho visto sti due uomini incappucciati nei campi che stavano guardando qualcosa, evidentemente stavano buttando l'occhio sulla casa, lì con le pile, non so. A vedere i due uomini incappucciati è anche papà Gianluigi che nel frattempo si è collegato tramite cellulare al sofisticato sistema di sorveglianza. Sul telefonino quindi vede quasi tutto in diretta, immagini che non possiamo mostrare nel dettaglio perché è a disposizione dei carabinieri. Abbiamo provato a guardare con i cellulari le telecamere in remoto e guardando effettivamente ho visto l'allarme suonare. Automaticamente i miei due cani che andavano a vedere il problema qual era, che abbaiavano da matti, e cosa sconcertante ho visto appunto due persone di dietro a casa mia in giardino che stavano correndo. I ladri sono entrati in azione anche nelle case vicine, un vero e proprio raid, ma non è la prima volta. A inizio dicembre, circa un mese fa, a trovarsi davanti i ladri era stata la figlia 17enne. Ho acceso la luce, mi sono avvicinata alla porta e ho visto che loro hanno indietreggiato e poi sono rimasti un po' di tempo a guardarmi, io sono rimasta lì bloccata a guardare loro. E alla fine loro se ne sono andati, hanno scavalcato, presumo, la rete, sono andati nei campi. Inevitabile la paura. Sembra di no, però in questi momenti quando ti capita una cosa del genere non sai cosa fare e ti blocchi proprio, il cervello si blocca e non sai veramente cosa fare. Ora ci spostiamo a Vicenza col blitz della Guardia di Finanza in un centro massaggi in città, denunciate per sfruttamento della prostituzione 2 donne cinesi. Massaggi a luci rosse, blitz della Guardia di Finanza di Vicenza in un centro massaggi cinesi in città, dove in realtà gli uomini delle Fiamme Gialle hanno appurato veniva favorita la prostituzione delle dipendenti. L'operazione, pianificata a seguito di un'accurata indagine da parte dei finanzieri, ha consentito di monitorare per diversi mesi le frequentazioni del centro, oltre le inserzioni dei gestori dell'attività sulle varie piattaforme di annunci online. Una decina i clienti sentiti dagli uomini delle Fiamme Gialle, oltre alla persona presente nel corso del blitz ed intenta ad usufruire delle prestazioni della dipendente. Trovati all'interno del centro elementi che compravano l'attività illegale, guanti in lattice, lubrificante e quant'altro. 2 le donne di nazionalità cinese conduttrici del centro massaggi denunciate per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, sequestrati i telefonini cellulari e lo stesso immobile al quale sono stati posti i sigilli. Ora veniamo all'allerta smog. La pioggia, siamo nella Marca Trevigiana ma riguarda un po' tutto il Veneto, è arrivata ma sembra insufficiente a risolvere il problema e ad abbassare l'emergenza. Il cielo sopra Treviso rimane carico di smog e neanche la pioggia, annunciata e attesa come unico vero rimedio per abbattere le polveri sottili, è riuscita nell'impresa. La perturbazione calata sul Veneto ha infatti toccato marginalmente la Marca, con tante nuvole ma precipitazioni di modesta entità, insufficienti a lavare l'aria portando al suolo le polveri inquinanti. Uno sguardo alla curva dei dati mostra solo un leggero calo di livelli diurni di PM10, non nella misura che sarebbe stato lecito aspettarsi. Così bisogna attendere i rilievi di domenica, giornata in cui non è prevista pioggia, e soprattutto il bollettino ARPAF di lunedì. Per dichiarare chiusa l'emergenza PM10 e ritirare l'allerta sono necessari infatti almeno 2 giorni consecutivi al di sotto dei 50 microgrammi, o anche solo uno ma con condizioni meteo favorevoli, scenari che a questo punto rischiano di sfumare entrambi. L'allerta rimane dunque tangibile. A parlare di camera a gas è il vicepresidente della Commissione regionale ambiente Andrea Zanoni, che ha scritto una lettera alla Commissione europea per denunciare la regione del Veneto. Secondo il consigliere, infatti, la regione violerebbe la direttiva sulla qualità dell'aria con un piano antismog insufficiente che lascia da sole le singole amministrazioni. Intanto a Treviso sit-in dei Verdi con volantinaggio e sensibilizzazione su clima e inquinamento.
Per proteggersi addirittura elmetto e maschera antigas da guerra. Può essere un modo per attirare l'attenzione su un argomento che ormai viene percepito anche dal cittadino comune. La qualità dell'aria è un bene che va tutelato per tutti, per le generazioni attuali ma per quelle future. I bambini sono quelli che viaggiano all'altezza della maggiore percezione e assorbimento del PM10. Servono politiche strutturali e maggior responsabilità da parte di tutti. Poi serve anche, e quello richiede soldi, un piano nazionale di investimento per l'efficienza energetica degli edifici e l'attenzione in questi giorni con chi ha l'impianto a metano non usi anche la stufa a legna. Un appello va al sindaco Mario Conte. Imporsi anche nell'ANCI perché ci sia la possibilità per i cittadini di poter utilizzare un mezzo pubblico al posto dell'auto. Potenziare le infrastrutture stradali e ferroviarie in Veneto in vista delle Olimpiadi di Cortina-Milano del 2026. Il Partito Democratico annuncia da Padova un piano di opere e dal governo arriva €1 miliardo da spartire con la Lombardia. La strada verso le Olimpiadi di Milano-Cortina porta con sé anche risorse e investimenti per il territorio, in particolare quello bellunese. A Padova i parlamentari regionali del Partito Democratico, insieme al sottosegretario alle infrastrutture Salvatore Margiotta, hanno annunciato un piano di opere che riguardano la rete stradale e quella ferroviaria per potenziare i collegamenti in vista del grande evento sportivo invernale in programma nel 2026. Il governo con la legge di bilancio ha stanziato €1 miliardo di finanziamento che verrà ripartito tra Lombardia e Veneto. L'occasione che le Olimpiadi danno a questi territori è un'occasione che sfrutteremo al meglio, che il governo non perderà, con la collaborazione di tutti coloro i quali sono artefici di questo processo di ristrutturazione del territorio. I finanziamenti serviranno non solo per gli impianti sportivi, per i quali è prevista anche una legge ad hoc. Nel frattempo verranno completate le opere che serviranno anche per i mondiali di sci in programma nel 2021 a Cortina. Si tratta dell'elettrificazione della rete ferroviaria del Basso Bellunese e con i 300 milioni già stanziati da ANAS i collegamenti in uscita della A27 verso Cortina e verso il Comelico. Il deputato bellunese Roger De Menec assicura che entro la primavera del 2020 verranno eseguite. Nel frattempo al via la programmazione in attesa delle Olimpiadi. Il PD ha le idee chiare. Abbiamo già un pacchetto di opere necessarie proprio per completare, come dicevo, da una parte la cura del ferro iniziata, e quindi per me vuol dire arrivare fino a Calazzo con l'elettrificazione, e dall'altra completare la messa in sicurezza e la rettifica delle strade statali, anche qui dall'uscita della 27 verso il Cadore e dall'uscita della 27 anche guardando alla provincia di Trento e quindi tutta la dorsale della Val Belluna che parte, come dicevo, da Belluno e arriva fino a Feltri. De Menec inoltre risponde anche all'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti, che aveva parlato di blocco delle opere ferroviarie nel Bellunese a causa delle indecisioni sui tracciati. Credo che i nostri enti locali abbiano le idee sufficientemente chiare. Io invece stimolo l'assessore De Berti a scendere ancora più in campo. Il progetto è già finanziato. Ora torniamo sulle ex popolari. Mentre il processo in tribunale a Vicenza per stabilire colpe e responsabilità del crack va avanti, i risparmiatori continuano la difficile strada per il risarcimento a fondo indennizzo e decreti attuativi approvati, dei soldi ancora nessuna notizia, mentre tra i risparmiatori serpeggiano delusione e amarezza. La domanda l'avevo fatta, spero bene. Ma insomma, avete aspettato tanto, secondo lei finalmente arriveranno questi soldi? Ormai si è persi, speriamo sia qualcosa, però lo segnaca una moneta quella che mi manda. Preferisco non parlarne, sa. È fiducioso o meno? Solo questo? Poco per niente. Il malumore serpeggia tra i risparmiatori delle ex popolari che si sono ritrovati al teatro parrocchiale di Debba in Riviera Berica a Vicenza. Un incontro organizzato dall'associazione El Zelino Terzo da Onara per fornire istruzioni operative per accedere al fondo, tanto più che il governo ha previsto una proroga per presentare le domande fino a metà aprile. Io non sapevo nulla, per cui essendo sopra questi limiti non ho fatto ancora nulla. Pensionati e lavoratori che avevano investito in azioni dell'ex popolare di Vicenza e che dopo aver lottato per avere un risarcimento oggi si trovano a lottare nel ginepraio della burocrazia, seppur aiutati dalle associazioni. Sono un po' delusa
E perché parlano di 3 anni, perché devono verificare se sei risparmiatore e quindi insomma... Effettivamente è una sorpresa che ci siano tutte queste verifiche. Comunque io mi sento tranquillissimo perché mi ha sempre seguito l'associazione Zellino da Onara, quindi già dallo scorso novembre ho già presentato la domanda sia per me sia per mia moglie, quindi abbiamo chiuso la pratica. La questione non è di poco conto, di fatto la legge prevede che la commissione tecnica abbia 3 anni per pagare, ma potrebbe, spiega l'associazione, già cominciare a distribuire i primi 500.000 euro del 2019. Abbiamo chiesto al MEF e a Consap un incontro, c'è questo incontro il 22 a Padova dove chiederemo insomma con forza queste istanze. Noi vogliamo che le domande già fatte vengano pagate. Prossimo incontro per i risparmiatori per fugare nuovi e vecchi dubbi il 22 sera alle 20 a Montebelluna in provincia di Treviso nella sala vicino al Duomo. Nella classifica delle città più care d'Italia stilata per il 2019 dall'Unione Nazionale Consumatori, Verona si colloca al 9° posto assoluto in termini di aumento del costo della vita sulla base dell'inflazione media registrata dall'Istat. Su base regionale, dopo il capoluogo Scaligero, si colloca Belluno, che nella classifica nazionale è al 22° posto. Seguono Vicenza, Treviso, Padova e Rovigo, con un tasso di inflazione stimato allo 0,5%. La sorpresa è rappresentata dal capoluogo Veneto. Secondo il tasso di inflazione medio, infatti, Venezia è tra le 9 città dove lo scorso anno minore è stato l'aumento del costo della vita. Ora invece cambiamo tema: aiutare i privati ad affittare ai residenti invece che ai turisti è la proposta che il PD presenterà nei prossimi giorni in Consiglio Comunale a Venezia. Alla luce del fatto che Venezia perde sempre più abitanti per lasciare posto soprattutto ai turisti, il Partito Democratico in Consiglio Comunale ha deciso di presentare una proposta. Di aprire una sorta di ufficio all'interno dei propri uffici comunali rivolto a valorizzare la locazione. Cosa vuol dire in buona sostanza? Cercare di andare incontro a quelle persone che vorrebbero venire in affitto a Mestre e a Venezia, che però non trovano un affitto confacente alle proprie disponibilità. L'idea è quella di valorizzare un prezzo di mercato, un prezzo di affitto a canone concordato, quindi a prezzi più accessibili, è rivolta a quelle fasce medie che oggi non trovano risposta. Il Comune in buona sostanza dovrebbe costruire questo punto di incontro tra chi ha l'appartamento e chi cerca di andare in affitto, garantendo anche nel caso di insolvenza da parte dell'inquilino per morosità incolpevoli una sorta di fondo rischi che tuteli anche il proprietario. Noi crediamo che dobbiamo invertire la rotta. Negli ultimi anni sempre più appartamenti vengono destinati a uso turistico, anche per scelte economiche da parte del proprietario. In questo modo, avendo la garanzia di copertura da parte del Comune, per un privato sarebbe più semplice decidere di affittare casa a chi ne ha bisogno e non ai turisti, sul modello di quanto fatto ad esempio a Milano. Permetterebbe ovviamente ai proprietari di dare con massima libertà e tutela il proprio appartamento in affitto, con una tutela appunto che è sarebbe quella là del comune, con delle risorse appropriate per coprire i casi di morosità incolpevole, e questo permette anche di calmierare gli affitti, perché poi per accedere ovviamente a questo tipo di tutela il proprietario dovrà comunque prevedere degli affitti ovviamente calmierati, concordati ovviamente con il comune, e questo permetterebbe anche ovviamente di far accedere all'interno in questo momento insomma della città soggetti che non possono permettersi di ovviamente risiedervi perché gli affitti sono troppo alti. Anche sindacati e associazioni appoggiano la proposta del PD. Il Partito Democratico ci ha invitato, a noi tre, CGL e CISL dell'area metropolitana, e chiaramente noi a tutte le iniziative di questo tipo partecipiamo. A noi sembra che l'iniziativa sia un'iniziativa positiva. Speriamo vada in porto indipendentemente da chi governerà Venezia. Questa è un'iniziativa positiva, per cui un plauso. Ora un velocissimo break, torneremo parlando di lavoro. Di nuovo in diretta, edizione veneta dei telegiornali di Antenna 3, continuiamo con le notizie, parliamo di lavoro perché l'ULSS 6 Euganea ha presentato i primi 12 smart working, è il primo caso nella sanità pubblica in Italia.
Sono 12 e sono loro i pionieri dello smart working, o meglio i primi lavoratori agili d'Italia nel pubblico che divideranno le ore di lavoro a casa e in ufficio. L'USL 6 Euganea nei mesi scorsi aveva presentato il protocollo operativo apripista a livello nazionale per consentire ad una decina di dipendenti di poter usufruire parzialmente del telelavoro. La mansione di questi lavoratori, per lo più amministrativi e tecnici, verrà svolta in parte in locali aziendali e in parte in luoghi fuori dall'azienda, scelti dal diretto interessato, compreso il proprio domicilio, agevolando così i tempi di vita e di lavoro. Gli strumenti tecnologici utili a lavorare smart sono forniti dall'USL stessa e consistono in un portatile sul quale saranno installati gli applicativi necessari e nella connessione alla rete internet. In sanità pubblica si tratta di una rivoluzione culturale, un'opportunità importante pensata soprattutto per le donne con figli piccoli o per chi magari deve assistere un familiare malato. Per me indubbiamente è una grande occasione, una grande opportunità sia a livello di famiglia soprattutto che a livello lavorativo. In primis a livello familiare perché ho 2 bimbi piccoli, questo mi aiuta notevolmente, oltretutto io ho un percorso casa-lavoro impegnativo a livello di traffico, a livello di distanza. La prestazione lavorativa resa con modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello reso presso le sedi abituali. Sanità fa rima con flessibilità e la flessibilità organizzativa propria dello smart working diviene anche uno strumento per ripensare l'organizzazione della nostra azienda e del lavoro subordinato in chiave di risultato. Il prerequisito fondamentale su cui abbiamo investito per avviare questa sperimentazione dello smart working è essenzialmente la fiducia. È prevista un'alternanza tra lavoro a distanza, massimo 2 giorni a settimana, e lavoro in ufficio. Il dipendente lavorerà per obiettivi che devono essere portati a termine nei tempi previsti. La sperimentazione durerà 6 mesi rinnovabili e già si sta pensando ad estendere l'opportunità anche ai dipendenti dell'area sanitaria. Ora nel Trevigiano, nell'Alta Marca, perché da questa mattina per Pieve di Soligo è iniziata ufficialmente la corsa alla candidatura di capitale italiana della cultura per il 2021, un obiettivo non solo del paese di Zanzotto e Toniolo ma di tutto il comprensorio. Pieve di Soligo, capitale italiana della cultura per il 2021. Questo è l'obiettivo del paese di Andrea Zanzotto, del senatore Francesco Fabbri, fondatore di Ascopiave, e del beato Giuseppe Toniolo, ideatore della cooperazione economica e sociale. Un percorso iniziato con la presentazione nella biblioteca pubblica a pochi mesi dall'inaugurazione del nuovo municipio con il ritorno della casa comunale sulla piazza principale e che terminerà il 2 marzo con la consegna dei documenti al Ministero per i beni culturali. In realtà il primo passo è già stato fatto il 19 dicembre scorso con la presentazione della manifestazione di interesse al bando, che per specificità sembra quasi fatto su misura per il paese sul Soligo. Quest'anno il bando declina la cultura come cooperazione. In questa area è vissuto Giuseppe Toniolo, economista. Ecco perché la realtà della latteria di Soligo è anche un esempio culturale di cooperazione che continua a funzionare e per questo può essere meta per turisti e studiosi. Accanto a questo esempio Pieve mette sul piatto anche 2 importanti anniversari di forte impatto culturale. I centenari sono quelli di Francesco Fabbri e di Andrea Zanzotto, centenari dalla nascita, che vogliamo ricordare. L'amministrazione comunale raccoglierà, patrocinerà queste iniziative e le aggiungerà a un programma che già si sta presentando molto ampio, visto i contributi dei vari comuni. Già, perché l'altra particolarità di questa candidatura è che con Pieve di Soligo ci saranno i 29 comuni del quartiere del Piave, per una sorta di capitale UNESCO diffusa tra tutte le colline del Prosecco. È di un territorio dei 29 comuni conferenti all'IPA, di cui Pieve di Soligo è l'ente capofila, e abbiamo deciso di presentare questa candidatura proprio perché sia una candidatura d'area. 43 i concorrenti per Pieve e le colline UNESCO, anche se la vera sfida sarà sconfiggere i campanilismi. Se noi continueremo a lavorare come singole amministrazioni, come singoli paesi, non otterremo niente. Se inizieremo a ragionare come territorio unito, di sicuro raggiungeremo grandi risultati con grandi ricadute anche economiche per le nostre comunità e per i nostri cittadini. Infine lo sport, Rovigo ha vinto la Coppa Italia 2020 di rugby battendo il Petrarca Padova per 10-3 nella finale disputata oggi sul campo amico del Battaglini davanti a Spalti Gremiti.
È tutto per questa sera, grazie per averci seguito. A me non rimane che lasciarvi alle previsioni del tempo per domani, augurandovi una buona serata e una buona domenica. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Migliora il tempo, ma un'irruzione di aria fredda da nord-est farà calare via via le temperature. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 19 gennaio. Sul Veneto la giornata risulterà piuttosto stabile, vedete, con ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso, solo con qualche nebbia e con qualche addensamento sulle aree pianeggianti. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, valori massimi invece fino a 9 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà infatti soleggiato ovunque con cielo poco nuvoloso. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime tra 8 e 9 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove non cambia di molto la situazione, sole prevalente su tutti i settori con al massimo poche nubi a carattere sparso. Temperature minime sotto zero, massime tra 5 e 6 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.